Ok, forza ragazzi, siamo qui, penultimo capitolo della storia, ci siamo quasi, la vendetta della Morningstar, il continuo dell'episodio principale e poi ci sarà l'ultimo episodio della Shores of Gold, quindi votiamo, molto eccitamento, Mm, Vai, forza, votami a sei, Sandra. votato. si bloccao, No. resurrezione, vediamo che dice. Sandra. What's your interest in that old book? Trust me, the ship it speaks of is too old and too well beached to salvage anything of value. Just a musty old wreck full of rotting scraps and broken promises. All I was able to scavenge was the captain's final message. From what he says, it seems there was only one survivor, and no one's seen them in years. Wait, I recognize you. Word around here is you're going after the shores of gold, just like the crew of the Morning Star. Ci conoscono tutti ormai. You're a little late. Greymarrow caught up with the Morning Star long ago and stole their shroud-breaking piece for himself. Even if you knew where to find him, he'd never give it up without a fight. Take the book if you think it'd help you, but if you're planning to take on Greymarrow, you should know that he's no ordinary skelly. He's got some nasty tricks up his sleeve. And plenty of friends, too. Well, I've said all I can. You can either take my advice or not, I suppose. Now leave me be. I've got a ship to finish. Grazie. Sandro. Quindi dobbiamo andare a... Cosa hai detto? Sandro. Sandro? Ragazzi, non scherziamo! Vabbè, qua abbiamo Sgracchio, oggi è venuto Allora, con noi. vediamo un po'. Fa la missione con noi, il nostro pennuto pirata, molto amichevole. Quindi dobbiamo andare a sfondare le chiappe a questo Greymore, giusto? Baldur's Clay dobbiamo andare. Ok, beccato. E qua è a nord-ovest. Ok. Sono disseminate sulla ricerca lo bucket e tipo di recuperarli. Ok ragazzi, dobbiamo andare a trovare questo relitto. Boulder Clay. Ci vediamo lì. Eccoci qua, siamo arrivati a Boulder Clay. Ora dobbiamo trovare il relitto. Lì c'è un covo di piccioni. Forse sono lì. Però io ho visto della roba di là. Vai a farti un giro. C'è un capitano lì? No, non c'è un... La roba, È un bellissimo pezzi di tramonto. nave. Vuol dire Pezzi pezzi di nave. No, pezzi di nave. Eh sì. E allora dovrebbe essere qua sotto. No, Forse c'è un dove... cannone. Forse dove hai detto lì dove ci sono i... Probabile, però anche qua ci sono dei pezzi di nave. Qua, no, là, qua è dove sto scendendo io, ci deve essere. Sì, sicuro, Vedo guarda, qualcosa. ti sto seguendo, Ho visto qualcosa che brillava. Ah, eccola. C'è? C'è qualcosa. Relitto. Ah, pagina aggiunta alla storia, ok. Dice che ce n'erano un bel po' di pagine. Non lo so se allora io sto affogando qua sotto. Bisogna entrare nel relitto un paio di volte. Facciamo un giretto. Ah, vedi, lì c'è... Qua ci sono due cose che si illuminano. Cose Una che è si qua. illuminano. Penso che sia illumino. pagina. Ok, allora è altra. Sono altra n'era materia. Una anche qua, eccola qui. Le trovate? Ah, Quindi dovrebbe essere ancora? finita. 3 diciamo che è sempre il numero magico. Se non vedete altre cose illuminarsi, sì, penso che...
penso che abbiamo fatto. Allora, Una roccia e una palma. Quindi abbiamo trovato gli indumenti. ma ora bisogna finire di leggere, vedere che cazzo ci dobbiamo fare con questi indumenti. Tanto prendila, perché con quella ti devi presentare al tipo. Ok. Vabbè, Forse ti dirà di metterla, però le altre pagine le avete lette. no. No. Quindi, Un membro Allora, della diamo- ciurma. Dobbiamo diventare no. un membro della ciurma di questa nave. Con quell'uniforme. Vedi, te l'ha dato ovviamente. pagine aggiunte alla storia. Quindi vediamo gli indumenti. Dov'è? Ah, è nascosto da sopra, torna a Parma. No. Allora, il mascherino di scuola, eccetera, eccetera. Cappello della E Morningstar. non ce la faccio più, non ce la faccio più a svegliarmi con la paura. Continuiamo a capire. Sono odiate in villa. Ecco, dobbiamo andare all'avamposto Sanctuary, mi sa. C'è Eli, non preoccuparti, non dire niente, a meno che abbia una di quelle bellissime uniformi di cui andare così fieri. E noi abbiamo l'uniforme. Ma questo cazzo di codice che cos'è? Non credo vedrò, adesso vedo un po'. Ho quasi decifrato il codice, ah, questo ci servirà dopo, giusto? Quindi dobbiamo andare a... Cosa? Come cazzo si dice? A Sanctuary? Proviamo ad andare a Sanctuary a parlare con questa qua. Il codice non sappiamo come usarlo. Cerchiamo Sanctuary. Più che altro... più che Ok. altro... È qua giù tra l'altro, a sud. Vediamo Magari cosa ci dà. succede lì a Sanctuary. Ma più che altro... abito del cacciatore d'oro, Morningstar. Ah, là, cappello della Morningstar. Guanti della Morningstar. Guanti della Vestito della Morningstar. Giacca della Morningstar. Quali cazzo sono i pantaloni della Morningstar? maglietta. Cintura della Morningstar. Morningstar. Già. Stivali per esempio non ci sono. C'è Giacca della cintura. Stivali aristocratici. Ma non ci sono manco i pantaloni della Morningstar. No, Il neanche la vestito maglietta. della Morningstar. Guardate, Questi va bene così? Vabbè, fai un figurone Stivali con la barba e i non ci baffi. sono, vero? Biancheria intima. Neanche. Una bella... Dai, l'importante è che ti metti quel Siamo cazzo di... bellini, sì. un bel vestito. Anche Pisano si si è è messo lasciato... così. ma si è lasciato quel cazzo di zoccoletti da Vabbè, purescio. Vabbè. andiamo a vedere se la becchiamo vestiti così, magari al bar a questo punto. Sì. Minchia, sti cazzo di zoccoletti. Mica non è che si proprio... Marina, dov'è? Ah, we meet again. Riempi il boccale. Watch your back No, out non there. mi sembra andare benissimo, vero? Ready when you are. No, non c'è zero. nessuno.
See you E some là other siamo time. vestiti così, dai. Vai, faccio un giro per l'isola a questo punto, magari si becca qualcuno. Minchia, dovevano farla proprio misteriosa senza senso, Rileggiamo. Sì, di nuovo, minchia, cioè, qua dietro però c'è un mucchio di roba, ci sono un mucchio di lì. di palline là, minchia, due. Uff, minchia, ogni volta è sempre la stessa storia. Minchia, arriva a un certo punto che ti devono praticamente bloccare la missione, perché Vedi, qua puoi Tracy, chiedere però Tracy alla parla. taverna, dove posso trovare Jaspar, che è un'ubriacona che ci dice lì. con chi stai parlando? Ah, già che sì, è stato proprio lui così. Che continua. Da queste parti non vediamo il buono. Take your time. No hurry. Ah, Tracy. Ha l'uniforme inconfondibile, gli piaceva che il suo equipaggio si vestisse in maniera impeccabile. La tua nave è famosa da queste parti, è stata una delle prime Lei a dice di solcare i andare mezzi da di mare. Tyler, Dico che ti sa bene, dare più compagni che non informazioni. fare, idioti, Tyler, non mi qual era? attrattori. Nel negozio dei Comunque ninnoli. No problem. Ok. Qua. A me E riconosce là, l'uniforme. pirata, chiamami Tresi, dimmi se si fuoco. Sono Do I know you? galeone. Forse la madre. Ok, credo che sia lui. Ho Per sentito conto di Eli, continuo. Oh. Vedi, qua, però questa mi sta dicendo qualcosa tipo fonti attendibili mi dicono che stanno dissotterrando qualcosa a Cannon Cove. Deve sicuramente essere vero, poiché nessuno oserebbe mentirmi. Chi? Chi l'ha detto? Questa qua al bar e la pirata, chiamami tre, vabbè. Il capitano Light ti manda i saluti. Dove posso trovare? Ah, dove posso trovare Jaspar? L'abbiamo già fatta quella. Mm. Quindi, boh. Potrebbe essere una direzione Cannon Cove. Ma perché Cannon Cove? Non ho capito. Dopo che hai beccato? L'ho letto, parlano con What will questa it be? qua. Quando tu gli chiedi, il capitano Slate gli manda i suoi saluti, no? Continua. Si dice che siano alla ricerca di Per un conto di meraviglioso Eli. Continua. Non so che cosa abbiano intenzione di farci, ma se vuoi trovare Greenwood, ti consiglio di mettersi sulle tracce della sua banda. Fonti attendibili mi dicono che stanno dissotterrando qualcosa a Cannon Cove. Capito? See you some other time. Ok. Quindi per forza andare di a Cannon qualcosa Cove. bisogna provare a vedere a Cannon Cove. Vabbè, andiamo di là. Stiamo vestiti così come dei coglionazzi. Non ho voglia di cambiarmi. Proviamo ad andare a Cannon Cove. Stiamo un po' barcolando nel buio. Come capita con queste missioni. Queste cazzo di missioni, sì, vabbè. Vediamo Ma a Cannon Cove. Sì, è tutto sottopopolato. Ma facciamo? Li incasiamo? Sì. Va bene, abbiamo sentito abbastanza. Cazzo. Sono arrivati. Un po', vero? C'è. Sono in molti. Magari se arrivasse Lallo anziché Lallo. state buscando? Sì. Torna Molto. indietro con la barca, porta i cannoni.
Sì, stiamo buscando molto. C'è Capitan Grimmer che è un bel bastardo. Capitato gli altri sono arrivati tutti in molti, Ci sono anche quelli... C'è. Uno è andato. Dai, gira, Cristo, gira. Ti gravare, ti gravare. Pisano, tu dove sei finito? sono appena esploso. No, non può essere. Dai, portiamolo qua. Così, Lallo. Ferma, ferma la barca qui, Lallo, ferma. Sta arrivando. No, no, fermati. Lallo, ti devi fermare. Mi sto mettendo in direzione i cannoni, mica, non è che posso... Ah, morto, dai. Cosa dà? Gli ordini. No, Fatto aspetta degli che- ordini. La polare. D'acqua, minchia, che coso. Quindi all'accampamento. Ma chi sta dall'accamp- sparando? Non lo so, dall'accampamento. Ma c'è qualcuno sopra? È sopra la nostra barca, cazzo. C'è qualche coglione lì su. Ma Sì, era inta- sì. Che tira. Ce l'ha scritto. Puttana Lallo. troia. Sì, minchia. Non te ne accorgi che c'è uno su. Ma io sono Hello. salito in barca. What are you doing there? Having fun? Ma se non ce n'è Yeah, you can stay. I mean, we don't bother. Inda. Cosa vuol dire? Qualcosa del genere. Ma dove cazzo? You can take the treasure. We don't have anything, but you can take those two few things that we have. Col cazzo. Gli ho detto che può prendersi le cose, non io vorrei perdere tempo con questo qua. Sì, ma da solo. Molalo. Ma sono Importante- sceso anche... Si sta prendendo la barca. Addirittura. Lallo, l'hai visto? No, Dov'è? sono io in barca, non c'è nessuno È adesso. sopra! Ma puttana troia, è sopra! Ma se non si vede un cazzo. E vai sopra. su, è coricato su! Minchia! Minchia, te ne accorgi, Lallo. Mo ti ammazzerà pure. Ma sta cazzo, non lo vedi che non c'è nessuno E allora sopra? se n'è andato. E allora che cazzo mi dici mica è coricato su? Era coricato su quando ci stavo parlando, si sarà spostato. Lo vuoi trovare? Parlaci. Il discorso è che non ci deve rompere il cazzo a noi. E dai, stai lì. Gli ho detto che può prendersi quei due scrigni se vuole, non c'ho tempo da perdere. Quindi, da qua, da spiaggia accampamento cammina stella polare. Ok, nord. È la stella polare quella, siamo sicuri?
A nord la stella polare. A est lo vedi che sta sorgendo il sole. Stella polare. Alba. Quindi probabilmente dovrei andare nel cucuzzolo della montagna. All'equipaggiamento. No, qua. Nord. Andiamo a nord. Magari non dobbiamo andare fin di là. Cazzo ne so. Nord. Una volta che arrivo al mare. Qui. Siamo sul mare, no? Qui. Sud-est. No, com'era? Poi mare sud alba. Che cazzo vuol dire mare sud alba? L'alba è a est, sud-est. Sarà? Sud-est, sud-est è qua su, sì. Cammina a sud-est. A quanto dobbiamo camminare? Questo non lo sappiamo. Questo simbolo dobbiamo capire. Per capire quanto bisogna camminare. Magari è 5. 5. Cammina 5. Cammina 5. 1, 2, 3, 4, 5. E poi? Era 5. Boh. E quando no? La barra verticale è 5. E poi Sì. il punto cosa sarà? Il punto è da. Il punto è da. Cammina 5 Punto è da Da. mare sud. Tramonto. Il tramonto poi. Quindi a ovest. E poi? Quindi nell'ultima cosa. L'ultima Guardi cosa la stella dice? polare. Guardi la stella polare. Cammini verso 3. Ti giri verso il tramonto. E poi cammini verso 7. Ho Teschio del trovato. capitano Glasgow. Ma vai, era lì sopra. Sì, è qua. Tutto qua. Eia. Porca puttana, brutta cazzo cagara, basta. Ma lei segue tutte le indicazioni. Sì, proprio il riferimento a quest'albero. E come hai fatto? Sei arrivato qui prima? Dove sei arrivato? Cammina a girato. 5 e 7. Ah? Sono arrivato a quest'albero, mi sono girato verso L'alba, Ah, verso il tramonto. e ho camminato 3. E mo cosa facciamo con questa cosa? Vediamo se ha aggiunto qualcosa, no? Ok, siamo arrivati a Sunken Grove, praticamente abbiamo provato a consegnare il teschio ma non lo prende, quindi non lo prende nessuno, quindi abbiamo provato a parlare con più personaggi, sembra che ci siamo persi delle informazioni prima e dovevamo andare direttamente, cioè dopo dovevamo andare qui a Sunken Grove. E dobbiamo trovare un altro capitano, vediamo cosa troviamo ora. Ce l'ho qua, ti butti? Iniziamo? Minchia, Facciamo allora. le danze? Dai, mi sparo una bomba. Vai, vai. Occhio. Oh, scusa.
Morto. Illuminarlo quello. L'avevo illuminato. Miau. Ok, ha lasciato qualche... ecco, gli ordini. Bene, scendiamo giù. L'accampamento è lì. Però anche tu... Ragazzi, simile come... stesso puzzle da tradurre e abbiamo tradotto questo. Calice resurrezione, da spiaggia accampamento, guarda alba, cammina Allora, 3 da albero, l'accampamento. guarda stella polare, cammina 55, scava. Quindi l'accampamento è questo e Pisano dovrà fare la sua magia come Vai, prima. vai, dimmi, leggi. Da spiaggia accampamento, guarda alba. Ok. Alba abbiamo detto che è est, vai. Cammina 3 da albero. 2, 3. Albero. Da albero guarda stella polare. Come cammina 3 da albero? Sarà questo. Cammina 3 Albero. da albero. Cammina 5, non 3. 5. Cammina 5. Ah, no, Guarda a est. Cammina 5. verso stella Guarda polare. alba. Poi. Da albero No. guarda stella polare. 1, 2, 3, 4, 5. Cammina 55. O 10. boh. 55 mi sembra un po' Se strano. cammina 55, magari arrivi qua. Vabbè, peccato. Dov'è? Boh, sarà 10 allora. Mi sa di Sì, era 10, come ho detto io. Minchia, un genio. Quindi? Cosa ce ne fatto il facciamo cazzo. due schiavi? Boh, porta... cosa? C'erano Beviamo. altre istruzioni. Vabbè, ragazzi, proviamo ad andare a Croc Mast. Noi pensiamo che non c'è nulla da decifrare. Proprio la prima è una lettera e la seconda è un numero. Quindi usiamo la mappa e andiamo di là. Speriamo sia... beh, giusto, perché non sappiamo. Perché per esempio, allora, nel O 11 segna perché- una... là, lo stiamo andando lì. Per esempio, non per esempio. Se c'è un'idea migliore. Bisogna andare a tentativi. Mi sa l'albero è morto, tra l'altro. Eh. perché sono lì, sono gli scheletri.